Buonasera a tutti, ci troviamo allo Stella Azzurra per la nona giornata del torneo di Lega Calcio a 5. Oggi si scontrano l'ottava in classifica l'SMC 1989 e la decima in classifica il Dolce Bar. Sì, ma qua è inutile che registri. Come trovi te? Non stai bagnando? Inizia la partita con il Paradiso che scambia con Fogliani, ora riparte dalla difesa l'SMC. Provano subito la sortita offensiva con Camberi che mette in rimessa laterale. La palla per Tango, il capitano, che la scarica per Fogliani. Fogliani cerca di liberarsi dall'avversario. Fogliani cerca di inventarsi qualcosa, la scarica sul numero 5, recupera bene il numero 88 che la scarica ora per Camberi. Palla per Casini che cerca il lancio lungo, il portiere chiama il pallone, chiama la palla, il portiere Polsi. Adesso è tuo, non è via il 20. Nuovamente il capitano Tango a impostare il numero 21 Paradiso che cerca l'imbucata centrale per Fogliani ma trova un attento Suriano. Ora nuovamente Casini per Calicchia. Ora Camberi nuovamente per Calicchia. Camberi per Lollo Brigida. Camberi cerca il lancio lungo per Calicchia che non può arrivare sul pallone, rimessa laterale in zona difensiva per l'SMC. Palla al capitano per Sagliaci. Fogliani che cerca di dimesticarsi nella difesa avversaria, cerca addirittura il tiro che si perde di tanto al lato del portiere Suriano per Camberi che avanza e chiama la sovrapposizione di Lollo Brigida, alla fine scarica per Calicchia, nuovamente per Camberi a impostare, cerca il lancio lungo per il capitano Casini che non riesce a intercettare il pallone. Ora il capitano Tango per Sagliaci che si libera bene della pressione di Calicchia, le scarica per il capitano. Ora Camberi per Lollo Brigida che gli restituisce il pallone. Camberi cerca il movimento dei suoi compagni di squadra, alla fine cerca il lancio lungo per Calicchia che riesce a trattenere il pallone e liberarsi dell'avversario, poi scarica il tiro, la parata del portiere Polsi, nuovamente Camberi a impostare, ora per Casini, per Calicchia che poco fa è andato vicino al gol, ora Camberi può provare il tiro, lo fa, viene murato da Sagliaci. La palla a Casini, il capitano nuovamente per Camberi, ora Casini per Lollo Brigida, un giro palla difensivo, poi tentano la sovrapposizione di Calicchia che gestisce il pallone e lo scarica nuovamente per Lollo Brigida che pensa per un attimo al tiro, poi apre a destra per Camberi che chiama il movimento di Calicchia, Calicchia nuovamente per Camberi, Lollo Brigida, stanno in costante pressione offensiva quelli del Dolce Bar. Camberi la mette in mezzo,
gestiscono bene il pallone i giocatori, con il numero 21 che tenta addirittura il tiro dell'SMC Paradiso. Ora Lollobrigida che scarica per Camberi, nuovamente per il capitano Casini che chiama il movimento di Calicchia, che non riesce a trattenere il pallone grazie alla difesa di esperienza del Capitan Tango. Il numero 5 apre il numero 20 che con uno stop si libera del difensore ma non riesce più ad arrivare sul pallone. Fogliani, ora Camberi tenta il lancio lungo, è attento Paradiso, ora si è liberato della pressione di Calicchia, poi apre per Tango, passa per Fogliani, Casini difende bene, 2 volte, ora Calicchia può andare in velocità, può tentare il tiro, lo fa, la parata di Polsi che apre per Paradiso, che cerca il lancio lungo per Fogliani ma viene intercettato da Lollobrigida. Ora Sagliaci per Fogliani che si rifugia sul suo capitano che poi apre nuovamente per Sagliaci. Camberi lascia scorrere la palla. Ora Lollobrigida per Casini. Calicchia si muove in avanti, viene servito, poi è costretto a ricominciare da Lollobrigida. Nuovamente Calicchia, ricordiamo siamo ancora sullo 0-0, siamo arrivati al 5° minuto del primo tempo. Vediamo che attualmente il Dolce Bar è 10° in classifica, quota 7 punti, mentre l'SMC è 8°, quota 10 punti, quindi vincendo il Dolce Bar potrebbe agguantare l'SMC. Ora Camberi tenta il lancio, lascia scorrere il numero 21 Paradiso, prendendosi anche un rischio. Sagliaci per Paradiso, passa per Tango, è benissimo per il numero 20 Fogliani che la ripassa, è il gran gol dell'SMC con 1-2 micidiale Fogliani e Tango che firma l'1-0. Inizia sul 1-0 l'incontro tra SMC e Dolce Bar, firmato il gol dell'1-0 numero 6 il capitano Tango. Ora Casini cerca di liberarsi del pressing di Fogliani, adesso accorre anche Paradiso in pressing, quindi è costretto a ricominciare da Camberi che allarga per Calicchia. Nuovamente Casini, questa volta non è pressato, cerca uno scavetto per Camberi, è attento Paradiso ma la scarica involontariamente per Casini che tenta un tiro d'esterno che viene però gestito bene da Polsi. Ora la palla gestita da Tango, nuovamente in attacco, da quando si è spostato in posizione offensiva sono arrivati maggiori pericoli per la parte del Dolce Bar. Ora Sagliaci tenta la girata, viene però coperto bene da Camberi. Ora la palla per Paradiso che ora è costantemente in zona difensiva a fare il playmaker. Palla per il capitano che ha portato in vantaggio l'SMC qualche minuto fa. Ora Paradiso cercano di velocizzare l'azione. Ora Fogliani viene coperto bene da Camberi che trasforma l'azione in offensiva. Ora Calicchia però è costretto a ritornare proprio da Camberi. Cerca il movimento dei compagni, poi si rifugia sulla sinistra per Casini. Serve uno scossa al Dolce Bar, si trova sotto di una rete. Casini per Calicchia, si rifugia da Lollobrigida.
si muovono in avanti, ora lo fa Calicchia bene, viene servito, non ci arriva per un soffio, riparte l'SMC con Paradiso, chiama il movimento di Fogliani, Fogliani può tentare il tiro, lo fa, viene immurato da Capitan Casini che poi gestisce il pallone con molta calma, forse anche troppa perché viene poi pressato da Capitan Tango, duello fra capitani che è costretto a mettere in rimessa laterale in zona offensiva che però viene battuta troppo frettolosamente in modo errato, quindi vi è un cambio di battuta. Ora Casini per Camberi, scarica per Calicchia che fa 6 compagni, ma non sale quasi nessuno. Ora Camberi nuovamente per Casini con Lollo Brigè, tenta il tiro che si perde al lato della porta di difesa da Polsi. Palla per Sagliaci, ora per Capitan Tango, nuovamente Sagliaci. Ora Sagliaci sale, arreta nuovamente Paradiso, Fogliani ricominciano da dietro, si è rispostato in zona difensiva il Capitan Tango, ora si riscambia nuovamente la posizione con Paradisi, con Fogliani che in zona offensiva chiama Paradisi proprio a salire, ora può tentare il tiro, viene gestito bene dal portiere Suriano che poi lancia Camberi, ma Paradiso è attento. Fogliani si rifugia da Sagliaci, fanno un giro palla difensivo poiché non vi è il pressing del Dolce Bar. Camberi per Lollo Brigida, per Casini che si rifugia da Camberi, pensa per un attimo al tiro, poi allarga per Calicchia, cerca spazio per il tiro, poi chiama l'1-2 a Casini, che viene coperto bene da Paradisi e poi dal portiere Polsi. Calicchia per Casini che chiama un fallo, non viene ravvisato dall'arbitro, rimessa dal fondo che verrà battuta da Polsi che lancia il nuovo entrato, il numero 9 Dorrico. Camberi per Casini, ancora nessun cambio per il Dolce Bar, ora Fogliani, servito da Dorrico, nuovamente per Dorrico, bravissimo il portiere Suriano che si supera con un colpo di reni, mette in calcio d'angolo. Dorrico per il Tango che tenta il tiro che si perde altissimo sopra la traversa. Suriano per Camberi, è uscito Lollo Brigida ed è entrato Iannelli. Iannelli che chiama il movimento di Camberi, poi viene servito ma viene coperto bene da Fogliani. Ora Tango per Dorrico, mentre Tango che ci chiama i suoi compagni a un supporto e non vuole lanciare, si trova a Paradiso a impostare per Fogliani, un gioco di gambe apre per Paradiso che lascia scorrere il pallone superando così l'avversario ma poi servendo male Dorrico. Palla per Capitan Casini che cerca la sortita offensiva, poi allarga su Calicchia, non c'è un gran movimento in avanti per il Dolce Bar. Ora Iannelli prova a invertire la rotta con un doppio dribbling. Iannelli ancora, gioco di gambe per Iannelli, poi scarica per Camberi che può tentare il tiro, forse no, alla fine cerca un lancio per Calicchia. Camberi a battere il corner per Calicchia che tenta il tiro, viene murato da Fogliani, poi vi è il fallo di Iannelli su Paradiso, i due si chiariscono subito. Paradiso per Tango,
c'è Paradiso, stavolta per Dorrico, cerca la scodella, palla viene gestita bene da Suriano, tenta il lancio per Iannelli, Calicchia in sovrapposizione, si libera bene di Paradiso, può tentare il tiro, lo fa, gran tiro di Iannelli che si perde di poco a lato della porta difesa da Polsi, ottiene un calcio d'angolo Iannelli, cerca il gol diretto, è una deviazione, Calicchia per Camberi che tenta il tiro, viene murato da Paradiso, poi gestito da Polsi per Dorrico, ora Fogliani che chiama Paradiso che tenta la stop e gol di Paradiso che beffa il portiere Suriano sotto le gambe con il gol del 2-0 dopo l'imbucata di Fogliani. Giriamo al 15° minuto del primo tempo, punteggio sul 2-0. Ora Iannelli perde palla ma poi la riagguanta, la palla per Calicchia che può tentare il tiro, viene murato da Capitan Tango. Si occupa del corner Calicchia che la passa indietro per il Capitan Casini che può tentare il tiro, lo fa, il tiro andava nello specchio della porta, viene però deviato. Iannelli la passa per Cabreri che fa il tiro, viene gestito dal Capitan Tango, nuovamente palla a Camberi che può tentare nuovamente il tiro, stavolta viene deviato. Ora è in pressing offensivo il Dolce Bar che si trova sotto di 2 reti, Casini per Calicchia, Calicchia per Casini che può aprire il tiro, poi allarga per Camberi che l'imbucata, perde per un attimo il pallone, poi lo riperde nuovamente, adesso Paradiso che la passa a Dorrico a tu per tu col portiere che esce basso, il portiere copre poi bene lo specchio della porta e ottiene una rimessa dal fondo. Ora Camberi allarga per Calicchia, nuovamente per Casini, Calicchia tanto è uscito Fogliani per l'SMC. Iannelli la passa bene per Calicchia che ha fatto una sovrapposizione, poi tenta il tiro a giro, viene addirittura bloccato da Polsi, la scarica per il capitano Tango. Paradiso cerca di liberarsi di Camberi, poi viene coperto bene da Calicchia, dato col numero 89 Lattanzi, che ora riceve il pallone, viene subito pressato da Iannelli che recupera la palla, la passa a Calicchia nuovamente per Iannelli, di suola se ne va e tenta il tiro di sinistro, la palla ritorna a lui ma poi finisce nei piedi del Capitan Tango che apre bene per Paradisi, ora per Lattanzi, penetrato per Fogliani, Dorrico copre bene Iannelli, la palla per Camberi, la passa a Casini, nuovamente Casini, la scarica del Calicchia che si apre il tiro, lo può fare ora, viene coperto da Lattanzi. Calicchia 1-2 con Casini, la palla per Iannelli, apre per Casini che la mette in mezzo, la palla viene deviata da Lattanzi che diventa pericolosa per Polsi che era già a terra ma la palla finisce solo in calcio d'angolo. Ora Iannelli può tentare il tiro, viene bloccato da Polsi in 2 tempi che riparte su Dorrico che sbaglia lo stop, concede una rimessa laterale in zona difensiva per il Dolce Bar. Ora Camberi,
chiama il movimento dei compagni, poi scarica sul Capitan Casini. Nuovamente Camberi che lancia benissimo Calicchia, Calicchia tu per tu col portiere, Calicchia fa il gol del 2-1 sull'assist di Mevi Camberi. Forza, oh! Dai! Mentre vi è un cambio nel Dolce Bar, è entrato Camberi Handel ed è uscito Calicchia. Ora Dorrico per Lattanzi, nuovamente Dorrico per Matteini che è appena entrato al posto di Paradiso. Nuovamente Matteini, giro palla difensivo con il lancio lungo ora provato da Dorrico, viene gestito bene da Camberi e ora tenta di fare una sortita offensiva, ma ottiene una rimessa laterale non secondo l'arbitro che la concede all'SMC. La palla per Dorrico, per Lattanzi, nuovamente per Dorrico che apre per Matteini che si rifugia all'indietro dove ora vi è Lattanzi, cerca il dribbling Dorrico su Iannelli, poi dopo si rifugia su Lattanzi. Non riescono a trovare sbocchi i giocatori dell'SMC e si devono rifugiare dal portiere. Dolce Bar recupera il pallone con Camberi ora che la gestisce, chiama il movimento in avanti del fratello, poi scarica per Casini. Ora Casini che si porta in posizione avanzata, alla scarica su Camberi che cerca il dribbling e tenta il tiro che viene preso bene dal portiere Polsi per Lattanzi, per Matteini. Matteini per Lattanzi. Ora l'SMC è un po' in difficoltà perché non riesce a trovare sbocchi. Ora Lattanzi tenta una sortita offensiva sulla sinistra ma viene coperto bene da Camberi che poi ottiene anche un fallo. Time out per il Dolce Bar. Inizia ora la gara sul punteggio di 2-1 quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Ricordiamo il gol del Capitan Tango, poi di Paradiso, poi Calicchia per il Dolce Bar. Ora Matteini per Dorrico. Ovviamente Matteini. Negli ultimi 5 minuti il SMC non è riuscito a trovare sbocchi, una manovra spesso sterile. Ora Dorrico tenta il tiro che si perde sul fondo. La palla per Handel, Camberi che tenta la girata di sinistro, ha gestito benissimo il pallone sulla pressione del numero 4 Arcangeli, entrato ora per Tango. Ora Camberi che tenta il tiro di destro, arriva Iannilli che tenta il dribbling e il tiro di sinistro ancora Polsi. Ottima la sua prova in questo primo tempo. Ovviamente Camberi ora per Casini che la passa a Iannelli che riesce a gestire il pallone un po' ostico, poi si porta al centro, cerca uno sbocco, alla fine va lui e tenta il tiro, viene murato da Arcangeli in calcio d'angolo quando manca un minuto più o meno alla fine del primo tempo. Bella reazione del Dolce Bar una volta arrivati sul 2-0. Casini per Camberi. Camberi
tenta di superare l'avversario, Camberi finta il cross, forse la porta sul fondo e questo sanzisce la fine del primo tempo. Sta per avere inizio il secondo tempo della partita fra SMC e Dolce Bar. Ricordiamo il punteggio sul 2-1 grazie al gol del Capitan Tango, poi di Paradiso e infine ad accorciare le distanze il gol di Calicchia. Ora Iannelli chiama sulla posizione del capitano Casini, che riesce a non portarsi la palla fuori e poi la scarica su Iannelli che pensa al tiro, poi si rifugia da Suriano, tenta il lancio lungo, Lollobrigida per un attimo, poi Paradiso per Fogliani che si libera dalla pressione di Lollobrigida, poi scarica per Arcangeli che vede la posizione del 21 Paradisi che non riesce ad arrivare sul pallone. Suriano per Casini, Lollobrigida per Camberi che tenta il tiro e viene parato da Polsi. Ora Lattanzi per Arcangeli, Paradiso che ora fa il playmaker basso, la scarica su Lattanzi che non riesce a trovare il pallone, Camberi rinviene in difesa, chiama la palla alta, però non gli viene recapitata da Lollobrigida che sbaglia il passaggio. Ora Fogliani, Paradiso per Lattanzi, ovviamente per Paradiso che cerca la palla migliore possibile. Ora Camberi cerca di liberarsi di Fogliani che però rinviene, mette palla in rimessa laterale. Ora Casini tenta il tiro, Casini, Arcangeli che poi trova la deviazione sfortunata di Camberi, quindi ottiene una rimessa laterale in zona difensiva. Paradiso per Arcangeli, nuovamente per Paradiso, passa a Fogliani che non riesce a stoppare il pallone, era messo in una buona posizione per tentare il tiro. Ora Iannelli, la scarica su Camberi, poi Casini cerca il lancio lungo a trovare Iannelli, trova però una buona interdizione di Paradiso. Paradiso cerca il lancio lungo ma Camberi è attento in un ripiego difensivo, giocando molto bene, numero 69. La palla per Fogliani che pensa per un attimo al tiro, poi viene coperto da Iannelli e Casini. La manovra riparte dal portiere con Arcangeli che chiama palla ma non viene servito. Lattanzi e Paradiso gestiscono il pallone in zona difensiva, un buon recupero di Iannelli. Ora Lollobrigida per Camberi che non trova nessuno davanti perché ci dovrebbe stare lui. La palla per Iannelli che si prevede di Arcangeli, poi tenta lo scarico per Camberi, non si capisce con Lollobrigida, una sorta di difesa da parte di Camberi. Arcangeli chiama la calma, poi la scarica per Paradisi che non trova lo stop, nuovamente Camberi. Casini vede il movimento di Camberi, poi decide di andare lui, poi decide di passargliela, a quel punto Camberi non è più lì. Siamo arrivati al quinto minuto del secondo tempo, punteggio ancorato sul 2-1. Tutti i gol finora arrivati nella prima metà di gioco. Ora Iannelli recupera un pallone perso da Arcangeli, Iannelli tenta il tiro di sinistro, Camberi non arriva, Fogliani cade ma cadendo riesce comunque a mettere la palla in calcio d'angolo sul tiro di Casini. Casini per Camberi che fa il gol del pareggio sotto le gambe di Polsi al quinto minuto. 2-1, 2-2.
Inizia il secondo tempo sul punteggio di 2 pari, peggio trovato da Camberi, da sviluppo di un'azione partita da calcio d'angolo. Ora Lattanzi, la passa per Paradiso, ma copre bene Calicchia, appena entrato. Sono appena rientrati Calicchia e Camberi, sono usciti Iannelli e Casini. Ora Camberi cerca l'apertura per Calicchia, ma sbaglia la misura. Ora Arcangeli per Paradiso, il movimento di Lattanzi, ma viene servito Fogliani a tu per tu con Lollobrigida. Camberi recupera il pallone, c'è la sovrapposizione di Calicchia, ma c'è una buona copertura da parte di Paradiso. Camberi con un gioco di gamba cerca di liberarsi di Fogliani, ma riesce a recuperare il pallone. Ottimo Calicchia a recuperare la palla persa da Camberi. Ora Lollobrigida scarica per Camberi, la passa a Calicchia, cerca di girarsi, lo fa, poi viene coperto bene da Lattanzi. La palla ora per Camberi che cerca di scaricare, la palla finisce per Lollobrigida e c'è il sorpasso da parte del Dolce Bar al 7° minuto, punteggio sul 3-2. La palla per Sagliaci, che è appena entrato a posto di Arcangeli. Ora Fogliani cerca l'imbucata, ma Camberi difende bene e lancia per il fratello Handel. Rinviene benissimo Paradiso. Ora trova uno strano 1-2 col portiere Polsi, che trasforma l'azione in offensiva. Ora Lattanzi apre per Fogliani, ma bravissimo Camberi a mettere la palla in rimessa laterale. Ora attenta il tiro, Sagliaci, Camberi non si intende col portiere, che poi è costretto a lanciare lungo. Ricordiamo punteggio sul 3-2. Pensare che Dolce Bar era sotto di 2 reti all'inizio della gara. Ora Sagliaci per Lattanzi, cerca il lancio lungo ma copre benissimo Camberi. Ora Iannelli, che è appena entrato al posto del fratello Camberi, Handel. Lattanzi per Polsi. Ora Sagliaci. Fogliani a impostare da dietro. C'è solo Sagliaci davanti. Viene servito Sagliaci, che non riesce a tenere però il pallone in campo. Ora Camberi apre per Lollobrigida e può tentare il tiro. Lo fa, si perde di poco al lato della porta difesa da Polsi. Paradiso a impostare, allarga la destra per Sagliaci, che aveva un buon corridoio ma viene recuperato bene da Calicchia. Poi un retropassaggio rischioso visto che Iannelli sta in pressing. Ora Fogliani può tentare il tiro ma Calicchia copre bene, riesce addirittura a non concedere una rimessa. La palla però secondo l'arbitro è uscita, ha sbagliato Sagliaci. Ora Calicchia può tentare di allungare, Calicchia tu per tu col portiere, Polsi copre bene il proprio palo. Ora Paradiso allarga sulla sinistra per Lattanzi. I ritmi si sono notevolmente alzati. Paradiso tenta il tiro ma viene murato da Iannelli. 1-2 fra Iannelli e Calicchia. La palla viene chiamata da Camberi e poi commette anche fallo su Fogliani. La
palla per Sagliaci che cerca l'imbucata per Fogliani, la palla viene gestita da Camberi che è costretto a mettere però in rimessa laterale. Iannelli recupera il pallone, poi lo perde. Camberi duro ma legale. Iannelli per Camberi. Ora per Calicchia. Cercano l'apertura per Calicchia che viene coperto però bene da Fogliani. Sagliaci allarga bene per Paradiso. Tenta il tiro Paradiso, però viene parato bene da Suriano. Sulla battuta Paradiso, al centro vi erano Fogliani e Lattanzi. La palla però finisce in rimessa laterale in zona offensiva. Lollobrigida devia la palla nella propria porta, ma è attento Suriano. La palla per Paradiso. C'è la sovrapposizione di Fogliani, ma preferisce lo scarico per Lattanzi. Tenta il tiro, viene però murato da Calicchia in scivolata. La palla è ora per Sagliaci, si libera bene di Lollobrigida, non riesce a liberarsi anche di Camberi. Ora Calicchia, vediamo il punteggio sul 3-2. Calicchia ora viene coperto bene da Paradiso al 12° minuto, punteggio di 3-2. La palla per Iannelli che tenta il tiro, che si perde di poco alto sopra la traversa. Camberi riceve il pallone e poi con una rabbona la mette in mezzo. Sagliaci perde il pallone cercando di allargare per Paradiso. Nel frattempo rientra il capitano Casini e esce Lollobrigida, autore del gol del sorpasso. Iannelli ad impostare da dietro con Camberi che ha fatto la sovrapposizione a destra e Casini a sinistra. Sono costretti però a ritornare da Suriano, costretto a lanciare e la palla si perde sul fondo, mentre è entrato anche il Capitan Tango a posto di Lattanzi. Ora Fogliani sulla sinistra, si libera di Iannelli, tenta il tiro, Suriano blocca il pallone, ripassa Iannelli che si libera i due avversari. Iannelli, anche il terzo, tenta il tiro, la palla viene però bloccata da Polsi che rilancia per Fogliani, che lascia per Paradiso. Ora per Tango appena rientrato che cerca un'imbucata d'esterno, viene però gestita bene il pallone da Camberi. Ora Casini per Iannelli che cerca Camberi che ha fatto la sovrapposizione sulla sinistra. Camberi lancia per Calicchia che gira di prima intenzione, è attento però Polsi. Paradiso scarica per Fogliani che allarga per Sagliaci. Questo è il quintetto iniziale. Paradiso per Fogliani, coprono tutti gli spazi, quelli del Dolce Bar. Se la palla passa, però viene coperta bene. Ora Iannelli cerca di liberarsi della pressione di Paradiso. Iannelli attende e scarica poi all'indietro per Camberi che si libera e la allarga bene per Calicchia, tenta il tiro di sinistro. La palla si perde di poco alla destra della porta difesa da Polsi. Sono entrati subito tutti in difesa come il Dolce Bar, che sono stati protagonisti di una gran rimonta e ora vogliono portare a casa il bottino pieno. Ora Camberi a tu per tu col portiere, rinviene Tango, poi Camberi è costretto a fare fallo. Secondo fallo nero. Il secondo fallo
per i neri, mentre è entrato Dorrico. Per Fogliani, Iannelli ha coperto bene un'entrata pericolosa di Tango. Iannelli a tu per tu con Paradiso. Nel frattempo il secondo fallo anche per i bianchi. Hanno allargato per Dorrico e arriva sul pallone, si libera di Camberi, tenta il tiro e prende il palo. Ora Casini che sbaglia il passaggio, viene Dorrico. Camberi cerca il lancio lungo per Calicchia, viene intercettato il pallone da Sajaci che ora chiama la sovrapposizione di Paradiso, che però era rimasto arretrato. Quando mancano all'incirca 9 minuti alla fine del secondo tempo, ricordiamo il punteggio sul 3-2. Ora Calicchia si libera di Sajaci, tenta il tiro, viene addirittura bloccato il pallone da Polsi che rilancia per Dorrico. Dorrico contro Camberi, Dorrico la scarica per Paradiso. C'è la copertura ottima di Capitan Casini. Ora Calicchia intelligentemente riparte da dietro. La palla viene gestita da Iannelli e Casini. Ora Iannelli cerca il lancio per Calicchia che stoppa di petto, cerca di girarsi e poi scarica per Camberi. Camberi si libera di Sajaci, la mette in mezzo dove però non vi è Calicchia che non aveva seguito l'azione. Stanno correndo molto i giocatori del Dolce Bar. Ora Tango per Dorrico. Ora per Sajaci, costretto a ritornare da Dorrico. Apre per Paradiso che cerca un'imbucata, viene stoppato il pallone da Iannelli che non ha però la forza di ripartire. Ora Sajaci contro Iannelli che stoppa nuovamente l'azione offensiva degli avversari. Sajaci per Paradiso, può tentare forse il tiro, lo fa, viene messa bene in calcio d'angolo da Suriano che permette alla sua squadra di restare in vantaggio per 3-2. La palla in mezzo per Paradiso che non riesce a trovare il tap-in vincente, la mette di poco al lato della porta difesa da Suriano che poi lancia per Calicchia, viene però bloccato da Capitan Tango. Ora Calicchia riparte da Camberi e allarga per Casini. Iannelli allarga bene per Casini che di tacco ripassa a Iannelli che poi passa a Calicchia. Calicchia può tentare il sinistro, lo fa alla fine. Polsi in qualche modo nuovamente per Iannelli, la palla alla fine viene gestita nuovamente da Polsi che allarga per Dorrico che non riesce a trovare lo stop. Camberi per Iannelli. Calicchia questa volta non trova lo stop. La palla viene recuperata da Matteini che allarga per Paradiso, poi trova Tango. Time out per il Dolce Bar. Ora rinizio l'incontro dopo il time out chiamato da Dolce Bar che cambia Calicchia con Camberi che commette subito il primo fallo, il terzo per i bianchi. Il punteggio lo ricordiamo sul 3-2 per il Dolce Bar che si trova sotto di 2 reti. Ora Iannelli ricopre il pallone, chiama la sovrapposizione di Camberi, poi con un gioco di gambe si porta sulla sinistra, tiene il pallone forse un po' troppo, alla fine in scivolata Tango commette fallo, il terzo per i bianchi. Sul pallone Iannelli e Camberi. Ora solo Camberi
cercherà forse la battuta a rete, parte Camberi, tenta il tiro che si perde di tanto al lato. Ora riparte l'SMC con Paradiso, passa per Matteini che in qualche modo riesce a fare lo stop. Paradiso la passa a Tango, tenta addirittura la botta, viene prima smorzata da Camberi, poi stoppata dal fratello Mernado. Ora Camberi cerca di superare Paradiso che commette fallo, il quarto fallo dei bianchi, dalla stessa posizione del fallo di prima. Sul pallone questa volta Capitan Casini e nuovamente Camberi. L'arbitro sta posizionando la barriera. Solamente Casini che la passa per Camberi che tenta il tiro, viene stoppato da Matteini. Ora Tango, ma sono già rientrati tutti i giocatori del Dolce Bar. Ora Paradiso per Dorrico, ovviamente per Matteini. Iannelli e Andel Camberi a coprire. Alla fine in scivolata Camberi. La palla per Dorrico che può forse liberare il destro. Se la porta sul sinistro, è attento Suriano. Iannelli gestisce il pallone, cerca di prendere fallo, poi se ne va bene. Andel ha fatto la sovrapposizione sulla destra, viene però tutto stoppato da Matteini. Matteini può forse tentare il tiro, ma Iannelli nuovamente ha recuperato un'infinità di palloni questa sera. Aspetta anche i compagni. Ora addirittura il portiere Polsi a trasformare l'azione in offensiva. Cerca la scivolata Casini, ma non arriva sul pallone e Paradiso prende la traversa. La palla per Tango che tenta il destro, è attento Suriano che di piedi mette il rimessa laterale. È uscito Iannelli ed è rientrato Calicchia. La palla in mezzo per Dorrico. Ora Polsi è uscito dalla porta. Stanno giocando con il portiere di movimento l'SMC questi ultimi 2 minuti di partita, con Paradiso che scarica male per Camberi che senza portiere riesce a fare il gol del 4-2. Andel Camberi al 24esimo minuto del secondo tempo. La palla per Polsi, larga per Dorrico. Ora punteggio sul 4-2 per il Dolce Bar, con Polsi copre bene Camberi, fratello Camberi. Mernado cerca il destro da lontanissimo. Suriano con la complicità del portiere, del difensore, riesce a gestire il pallone. Quando manca 1 minuto alla fine dell'incontro, punteggio sul 4-2. Ora Calicchia che può tentare il destro, lo fa. La palla si perde di tanto sulla sinistra della porta difesa da Polsi. Tanto Tango cerca l'apertura per Paradiso, non ci arriva nessuno. Ora Casini per Calicchia che la scarica per Camberi, che la ripassa alta per Calicchia, che con uno stop di petto si ritrova il pallone sul ginocchio, si libera di metà difesa, poi riparte da Casini che a sua volta riparte da Camberi. Nuovamente Casini, nuovamente Camberi. Ora portiere
lancia lunga, ma è un passaggio per Polsi. A fine l'incontro sul punteggio di 4-2 per il Dolce Bar, che si trovava sotto di 2-0 nel primo tempo. Ma te l'hai fatta la foto alle altre due? O ce l'hai ancora? No, io ho fatto. Però ce l'ho se serve. A me mi serve di fare la terza dell'altro. Ora dobbiamo fare montaggio. E dove sai fare il montaggio? Non ci clip, quella cosa là. Sì. Degli highlights, non del... Ma stiamo ancora registrando?